con Flavio Ulliana, presidente della Proloquio Vittorio Veneto e del Gavinel. Eccoci qui a questa fiera, diciamo, millenaria, centenaria. Quanti anni avrà questa fiera, la mostra Mercato degli Uccelli? Plurisecolare, c'è scritto nel manifesto, Presidente. Sì, le origini si perdono nella notte dei tempi, si parla addirittura del 1200. Non abbiamo documentazione per cui non possiamo risalire con precisione, però sicuramente abbiamo dei documenti più recenti. È una manifestazione molto sentita dai vittoriesi, una delle più rinomate del circuito delle manifestazioni di settore, e fa parte della tradizione, ecco. Che cosa si può vedere? Intanto si tiene sempre il giorno di Ferragosto ogni anno. Che cosa possiamo seguire? C'è una gara anche, no? Sì, originariamente fino agli anni 60 era collocata la giornata della patrona di Sant'Augusta. Poi da riscontri, insomma, capitava spesso che pioveva, per cui hanno deciso in quell'epoca di spostarla il 15 di agosto e da allora è sempre rimasta qui. Ecco, soprattutto in questa via Paravicini, veniva addobbata proprio letteralmente con delle frasche. La settimana prima salivano a Scansiglio con i trattori, con i camion che portavano giù tutti questi addobbi, rivestivano tutta via Paravicini. Era una festa. Inizialmente avveniva solo in questa via, dopo si è allargata, insomma adesso comprende che via Petrarca, un tempo era anche via Antonio da Serravalle e via Sant'Andrea. La Proloco insieme con Gavinel comunque portano avanti questa tradizione, anche se nel frattempo la cultura è cambiata, per cui quello che avveniva fino a 40 anni fa, per cui la cultura dell'uccellino in gabbia, cioè della conoscenza del mondo ornitologico, si è un po' persa. Fino a quegli anni si poteva vedere la folla delle persone alle 5 del mattino, già alle 5 del mattino era una festa proprio dei canori principalmente. E oggi che cosa è successo? Che trasformazione c'è stata? Che cosa è possibile vedere per il pubblico? Beh, comunque portiamo avanti la tradizione e quindi abbiamo 10 categorie di canori, abbiamo una giuria che li valuta, che fa 2 uscite nell'arco della mattinata, tordi, melli, sasselli, allodole, fringuelli, prispoloni. Sono 10 categorie di canori, in più abbiamo anche 5 categorie di gruppi, canarini, gruppi, i uccellini in gabbia, diciamo così. È una festa che parte la mattina presto, perché in realtà la giuria fa 2 passaggi, ho visto all'alba, perché questo, no? Lo diciamo alle persone che magari non conoscono questo mondo. Certi uccelli cantano la mattina presto, cantano comunque la mattina, insomma, e quindi verso le 9 già hanno finito, insomma, hanno smesso di cantare, per cui necessariamente le giurie e la fiera anche principalmente parte molto presto la mattina. Adesso alle 5, ma un tempo era anche verso le 4 già si iniziava, ma venivano qua già la sera prima e stavano qui. Ecco, allora Presidente, questo è un motivo anche di turismo per Vittorio Veneto, perché in questa giornata c'è la folla, tra l'altro chiudete anche l'Alemagna, che è una cosa un po' particolare. In fin dei conti è il 15 di agosto, per cui penso si possa anche fare una chiusura anche delle queste vie principali. Comunque è garantita la percorribilità verso nord, verso sud. È una festa che inizia già, c'è la notte bianca, il 14, ecco, quindi insomma è una festa sentita, insomma, che richiama non solo gli appassionati che magari possono avere una certa età, ma anche il 14 sera per la notte bianca, insomma, si vede un gran numero di ragazzi che circolano tutta Serravalle. Allora Presidente, quest'anno le novità, i numeri, come sta andando? Che andamento c'è? Abbiamo avuto una grossa affluenza di espositori, rispetto all'anno scorso un aumento di oltre il 50%, attualmente sono si assestano intorno ai 350 per quanto riguarda i canori e non ho ancora così il quadro per quanto riguarda invece i gruppi.
Le novità di quest'anno, bella collocazione, abbiamo necessariamente messo la maggior parte dei canori dislocati tutti nell'area Borca, perché c'era un problema, perché la scuola Paravicini quest'anno era chiusa e anche l'annesso parco, per cui lì dentro di solito tenevamo i tordi, i melli, i sasselli. Li abbiamo messi tutti insieme e penso che l'idea è stata apprezzata, perché avere questo gran numero di uccelli canori tutti insieme, insomma, è un bello spettacolo. Presidente, non ci sono solo gli uccelli, ho visto che ci sono anche tanti animali da cortile e anche il migliore amico dell'uomo, no? La cultura è un po' cambiata, per cui andiamo anche incontro a quelle che sono le nuove esigenze. Il pubblico adesso sempre meno arriva la mattina presto, arriva a una certa ora e a quell'ora comunque garantiamo uno spettacolo per quanto riguarda, ecco, che comprende i cani. Abbiamo una passerella cinofila, l'agility dog, abbiamo una presentatrice che è molto brava, Elena Fornasiero, ecco. Sono ben accetti anche i proprietari di cani che possono entrare e far vedere il loro cane, insomma, gratuitamente in fiera. Alle 11, poi già da 4 anni, abbiamo una chicca, una bella iniziativa che è un'esercitazione di cani da salvataggio della scuola italiana Cani Salvataggio, che entreranno qui nel bacino del Meschio e faranno questa esercitazione. Cosa dire, è commovente vedere la dedizione di questi esemplari di cani che vogliono entrare in acqua, insomma, per recuperare il loro padrone, per cui è molto bello. E poi abbiamo anche i rapaci, gli uccelli rapaci, abbiamo anche del settore che riguarda i pesci, e quindi insomma non solo uccelli, ecco.